Domenica sarà come imprimere la parola fine, quasi a chiudere un cerchio di dolore, con l'intitolazione dell'ex villa di Felice Maniero, boss della Mala del Brenta, a Cristina Pavesi, la giovane coneglianese che morì a 22 anni per l'esplosione sul treno postale durante un assalto della banda. Penso che lì dove c'era la mafia, dove si organizzavano rapine, furti, rapimenti anche, perché ricordiamo che la banda di Maniero ha anche compiuto dei rapimenti, ci sarà invece la legalità. Una casa, quella di Campolongo Maggiore, a disposizione delle associazioni con la Biblioteca della Legalità e la Summer School della Legalità. Sarà inaugurato anche un murales che ritrae Cristina con il magistrato Francesco Saverio Pavone nella scuola media di Campolongo per scuotere le coscienze dei più giovani in ricordo delle tante vittime innocenti delle mafie. Accanto a me ci sarà anche una delle figlie di Pavone, Antonella Pavone, che abita qui a Treviso. Domenica sarà celebrata la giornata della legalità con una messa alle 10 in ricordo di tutte le vittime delle mafie. La legalità, dico sempre io, non deve essere un optional, ma è il presupposto per la nostra libertà. Quindi Campolongo sta lavorando bene su questo.